Inizia il conto alla rovescia, meno 30 giorni all'Election Day, 57 i comuni della Marca chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali, 439.570 i trevigiani chiamati alle urne, 180 i candidati in corsa che si contenderanno la poltrona di primo cittadino, a sostenerli complessivamente 212 liste, la chiusura per le presentazioni oggi alle 12. Queste le cifre dell'imminente tornata elettorale del 25 maggio, durante la quale si voterà anche per il rinnovo del Parlamento europeo. 4 i comuni della provincia che superano i 15.000 abitanti e nei quali, in caso del mancato raggiungimento della maggioranza assoluta da parte di uno dei candidati, si può profilare l'ipotesi del ballottaggio. Sono Paese, Preganziol, Mogliano e Vittorio Veneto. 8 i candidati nella città della Vittoria, 19 le liste presentate. Cifra record. Dato significativo lo spaccamento del centrodestra, con Lega e Forza Italia a sostenere l'uscente Gian Antonio D'Arè e Nuovo Centrodestra a sostegno di Dario Dus. Tonon è il candidato del PD. In queste ore in corso le operazioni di verifica da parte della Commissione elettorale. Il compito della Commissione sarà quello di esaminare i candidati sindaci, che le liste siano state raccolte, che le candidature siano state correttamente raccolte, che ci siano il numero corretto, diciamo, delle sottoscrizioni e tutti gli adempimenti che sono previsti per la corretta presentazione delle candidature. Grande l'affollamento anche a Mogliano. Sono state presentate 17 liste in questa tornata elettorale, 2 in più dell'ultima. Gli aventi diritto al voto del Comune di Mogliano sono circa 23.000, comprese le liste aggiunte dei cittadini europei, che hanno fatto richiesta di poter votare al Comune di Mogliano. Il sindaco uscente Azzolini si presenta con Tre Civiche e Forza Italia. La Lega corre per Giannino Boarina. Carola Arena è la candidata del PD, mentre un'altra donna, Cristina Manes, è la candidata del Movimento 5 Stelle. A Paese sarà sfida a 3, con il centrosinistra che lancia nella mischia l'ex sindaco Mardegan. Infine 10 le liste a sostegno dei 4 candidati di Preganziol, con il centrodestra unito per l'uscente Marton, il PD con Galeano e liste civiche per Sabbadini e Taverna.